Bene domeniche, che l'amor, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tal vostri cur e che resti. Il Vangelo è sempre Luca. Lunedì Gesù è entrato in chiesa di un dei sovrastants dei farisei per mangiare un tocco di pan. Lo teneva in di voli. Biodin che un po' di invidasse si agevin i primi puesti, Gesù ha raccontato una parabola. Quando un ti invide a gnocis, non sta a mettiti al prim puesto, perché il podere si è invidato un più importante di te. In che caso, quel che ti ha invitato scugnerà vigna a diti, lasci il puesto a lui. E allora tu, malappaiato, scugnerai a schiappare l'ultimo puesto. Investite. Quando ti invidi in agnocis, va a mettiti all'ultimo puesto. E quando arriverà quel che ti ha invidato, ti dirà, a me, ven, chiappiti un puesto migliore. E allora tu potrai stegniti in buon davanti di tutti i gnocciars. Difatti, quel che si alza, al vignerà sbassato, quel che si sbassa, al vignerà alzato. Poi dice a di quel che lo aveva invitato, quando tu offrissi su un gustavo una cena, non tu hai di invitare i tuoi amici, soffradi, né i tuoi parenti, né i signori che sono stati ogni di te. Di fatto che lì e poi tornare invitati e così ti viene tornato il piacere. Invece, quando tu offrissi su un gustavo, tu hai di invitare puars, strupias, cioè warps, e tu sarai sfortunato perché loro non hanno la possibilità di tornare il piacere. Di fatto, ti verrà tornato la risurrezione dei giusti. C'è il Signore che accetta tutti inviti, che va in tutte le chiese, anche le chiese del fariseo. E al resto se stesso, bellissimo questo, no? Al resto se stesso. Sono loro che lo tengono di voglia, io dicevo che si comporta. E sotto questo aspetto varesi anche noi di essere come che lì, di tenerlo sempre di voli, per via diciamo che si comporta e impara. E di fatti lui come all'insegna c'è molto comportarsi. Quando un ti invede a gnocis non sta a metterti al primo puesto al dis. Qui è il che si mette al primo puesto. La risposta è per forse che lei è una stupidata e vonde. Perché un che hai ten a sei al primo puesto, è un che non sa che già lui c'è calval, di conseguenza al viot di chiappare il primo puesto davanti a chi altri, ecco, in modo di vedere che altri i complimenti, e così diventa sclavo, dice che pensa che altri di lui, per arrivare a Cro dice che altri i dicono. Ma attenzione, gli scarichi scovin, la roba covin, il puesto in te società covin, sono un mezzo per trasmettere la nostra umanità, tu capito? Alle c'è così che mediante il mistero, la professione, non ho di dare a che altri, ma un mezzo. Hai la scusa che dal puesto che ho occupato. E allora bisogna essere umili. L'umiltà, attenzione a lei, sapere le nostre qualità belle e anche i nostri difetti. L'umiltà è realismo. Il contrario dall'umiltà è sglonfarsi e credere di sei qui sa cui, oppure anche buttarsi via, che è l'umiltà. E può domandarsi anche, quel che si mette al primo posto può essere no. Quel stesso che al riveris l'autorità per riverenze o per convenienze. Ecco, e al piar di voli l'umanità di cui cale in autorità, perché noi quindi essi umi anche davanti che altri, se conosci la loro realtà, c'è molto che è tal'ultimo, due che sono figli di un papà e di una mamma, e noi quindi conosci che l'altri, al di là dal titolo, al di là dalle etichette, o quindi conosci la sua umanità e mettisi in rapporto con la sua umanità. Dopo al giorno del Signore, invece di metterti al primo posto, che al poi succediti che non è il tuo posto e a squegni mandati in daur, lascia il posto a Lui.
mettiti all'ultimo puesto. Attenzione, mettisi all'ultimo puesto, mica perché io mi butti via o ritendi di essere l'ultimo, no, io sai qui cos'ho. O mi metto all'ultimo puesto in modo che nessuno si senti ultimo. Quel che si mette al primo puesto, immediato, al fa sì che gli altri si sentano ultimi. No, io sento che sono due fradi, a tu capito? No, dome, ma ho chiappi l'esempio dal Signore che te ultime cene col chiadin e con la canevace si è mettuta a lavare i pis e i discepoli. E dopo, qui che si mette a servire Dio, che all'età all'ultimo puesto, alle Dio in persona, che al servizio la umanità, mandante sorelle, dando la sua vita a Dio e alle robis di Chesmont. E allora ho disin queste preghiere dal Salmo 131. Signor, e il mio cor non monte in superbie, non voi acciri robis ma se grandis, pui altis des me sfuarcis, ansit, o ten serene e quiete la me anime. Come un frutto appena distetat tal braccio di somari, e è dentro di me la me anime. Io sta qui insomma, sa qui che si è e non fa confusione. Chi si passa dall'invidà all'invidà. Allora disse il Signore, quando tu offrissi un gustato as di invidà i pur si stropiassi cioès e i warps. Ecco, invidà che persone che all'udì in pratica essi come Dio, che al mette al prim puest i ultins. Si pensaiso il chiam del Magnificat, lui al sbasse che sono ad alt e all'alce che sono a basso, alla della chiui. Per noi, l'unica occasione che ho vinto di ve per arrivare, per sbassare il chiaffo a qualcuno, alle quancolin a chiui, un calè poi a basso di noi, per alzarlo su e portarlo a nostri livelli. Allora sapete che cada noi per contare sui dei si conta taccando al polear, 1, 2, 3. In America del Sud, per contare sui dei, attaccano dal det picciol, 1, 2, 3. Ecco, Dio al conte così, lis robis, taccant dal det picciol. E sotto che sta spiet, se tu, al disse il Signore, tu invidis a gustare quel che poi tornati, è un commercio, invide che non può tornati il gustare. E allora il tuo amore è a fondo perduto. E di fatto, proprio te prime letture de messe, ho vinto questi speraulis. Fasli sto svoris con modestie, così ti voleran ben i omps e tu plaseras al Signor. Plui gran tu ses e plui tu has disbassati, e così tu chiataras grazie davanti al Signore, perché la potenza del Signore è grande e Lui al chiappe la sua gloria dai piccioli. Allora, se tu fai così, di vole ben a fondo perduto, si dice per italiano, gratis, ecco, senza spietate ricompense, con chi che non ha la possibilità di tornare il plaisir, ti vignerà tornata resurrezione dai giusti. E io vi ho la scena, no? Che quando arriveremo là, lui non stialerà e al vio darà sosinstas come lui che non sul ben di un continuo a fondo perduto, a gratis. Ecco, e al disarà anen, e non schiapparà dal braccio, perché coi semein a lui, ecco, nos ricognoscerà come fis. Allora, come ho fatto la preghiera, perché il nostro amore al sedi come che il di Dio. Dopo tutto si in che sbon per mostrarlo e non spaventarsi. E ho vinto il mio di fa così come lui, di voler ben a fondo perduto, perché lui di che altre bande non sta tutto di un continuo a fondo perduto. Dal non dal Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, in che smonta sa me che regni l'interesse, il voleiessi un più di che l'altri. E allora le persone s'abbaruffin, la società è a schialins
e istats e van in rotis. Propite perché tutto nos raccomandis a noi cristians di mettisi come te tal'ultim puest, e non perché si sintin ultins, ma perché nessun si sinti ultim. E tu battis di fai bon accetta i ultins per fare di che smont un mondo di fradis. Dopo che tu nos disis così, però, ti tocca di Udanus a capì c'è tanto valin come iglesie davanti al monte, come persone davanti di te e davanti di noi stessi. Per non avere bisogno di lacci di essi preseas dal monte e di che altri e mettisi invece come te a loro servizi. Amen. Ho fatto un lungo discorso per spiegare una roba che altri in famiglia fanno già. Di fatto, il primo posto in famiglia non lo hai all'ultimo, il frutto che arriva, il malato. Ecco, allora, sei coscienza di che roba lì o sei come Dio quando si interessai dal frutto o dal malato. Buone domeniche e mandi.